Il 12 dicembre ci sarà la commissione del Consiglio regionale che discuterà del regolamento. Noi saremo lì per chiedere cosa? Per chiedere che ci sia un regolamento che applica canoni adeguati, canoni sostenibili sulla base delle condizioni delle case, sulla base di quanto gli inquilini lì dentro hanno investito, sulla quantità e la mole delle spese condominiali, tutti elementi che vanno considerati per fare in modo che ci siano canoni sostenibili. Così il segretario generale della CGIL, Daniele Giordano, sintetizza le richieste contenute anche in un documento sulla questione ATER che si riapre. La prossima settimana, dopo le modifiche alla legge regionale, inizierà la discussione sul regolamento attuativo e sono molti i temi da affrontare. Una città come quella di Venezia che sta pagando un forte spopolamento dovuto alla mancanza di case, e per questo chiederemo anche una specificità per il territorio veneziano che non è presente nella legge e che non c'era nel regolamento, e chiederemo che le risorse derivanti da questa riforma vengano investite in un grande piano di edilizia residenziale pubblica per tutta la città metropolitana, ma in particolar modo per una città come quella di Venezia che ha un'emergenza casa che non è più sostenibile. I sindacati cantano vittoria per la modifica della legge regionale intervenuta ai primi di novembre. Abbiamo chiesto sin da luglio modifiche radicali alla legge che riforma l'edilizia residenziale pubblica, quella che riguarda le case ATER e le case comunali. È una legge che era sbagliata perché colpiva le persone sole, gli anziani, e faceva aumentare di 3 milioni di euro i canoni di locazione. Da qui è partita la protesta che non si fermerà, dicono ancora i sindacati. Abbiamo messo in campo insieme agli inquilini, insieme ai comitati, presidi, assemblee, manifestazioni, anche sotto il Consiglio regionale, per chiedere radicali modifiche alla legge. La Giunta ha ascoltato, è stata costretta ad ascoltare queste iniziative, tant'è che la legge è stata modificata.